Padova, raggirata da un giovanissimo ma già esperto truffatore arrestato dalla polizia in treno mentre raggiungeva Napoli. Aveva rubato all'anziana 50.000 euro in denaro e gioielli. Paura in tutto il nord-est dopo la forte scossa di terremoto registrata in comune di Socchieve. Danni contenuti, nessun ferito, ma in Friuli torna l'incubo sisma. Violenze e persecuzioni nei confronti di alcuni compagni e compagne e anche una ciatora cancellata nella quale giravano foto osè, bulli scatenati in una scuola media del Veneziano. Tetto del 20% di studenti stranieri in classe, le parole di Matteo Salvini supportate dal ministro Valditara, ma l'assessore regionale all'istruzione lapidaria, idea superata, dice. Rapina la fidanzata, poi viene rintracciato dai carabinieri che gli trovano in casa armi e munizioni. Notte concitata a Villorba, parla la vittima, lo perdono, ha problemi di droga. Mentre controllano la sicurezza navale lungo il delta del Po, gli uomini della Guardia di Finanza scoprono un sacco abbandonato conteneva 15 kg di marijuana. Tra un mese esatto la visita di Papa Francesco a Venezia, continua la preparazione al grande evento, il patriarca, tanti momenti importanti, specialmente l'incontro con i giovani alla salute. Tartaruga marina salvata dalla polizia locale sulla spiaggia di Sottomarina, l'animale aveva ingerito plastica e rischiava di morire. Buonasera, ben ritrovati, eccoci di nuovo in diretta, edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Partiamo dalla cronaca, lo avete sentito perché era già arrivato a Roma in treno, destinazione Napoli, e qui è stato bloccato dalla polizia. Parliamo di un sedicenne che era riuscito a truffare un'anziana a Padova, anziana di 84 anni, con la scusa del solito falso incidente del figlio. Il giovanissimo era fuggito con 50.000 euro, pensate, tra contanti e gioielli. Si trovava da sola in casa, il marito per un caso meramente fortuito si trovava ricoverato, il figlio era assente e quindi si è trovata sola a fronteggiare una situazione che evidentemente era più grande di lei. La vittima perfetta, la signora di 84 anni che lunedì mattina è stata truffata con l'espediente del finto incidente. Tutto accade in 40 minuti quando la donna riceve una prima telefonata da un sedicente maresciallo. Suo figlio ha avuto un incidente, ha coinvolto una bambina, rischia l'arresto, servono soldi, un copione tristemente famoso. In pochi minuti a casa, ecco arrivare il sedicenne che nel frattempo aveva occupato anche il cellulare della donna, isolando qualsiasi richiesta d'aiuto. Raccolti denaro, gioielli, le carte di pagamento del marito ricoverato in ospedale in questi giorni, il giovane era fuggito in stazione dove era salito sul primo treno per Napoli. Ricevuta la richiesta d'aiuto del figlio della donna, immediata è scattata l'operazione di polizia. Individuato il sedicenne grazie all'identikit fornito dall'anziana, il giovanissimo è stato fermato con la collaborazione della Polfer del Lazio a Roma, dove la polizia ha recuperato tutta la refurtiva: collana e orecchini di perle, fedi, anelli, braccialetti, i preziosi di una vita restituiti alla vittima, che però ha accusato il colpo. Il sedicenne, denunciato per truffa, in questo momento è libero. L'arresto in flagranza è previsto solo per i maggiorenni. Nel caso del tentativo, ahimè, già la possibilità si riduce di molto, quindi il reato di truffa in generale è un reato che forse ancora tutt'oggi non è seriamente contrastato dal punto di vista normativo. Dalla polizia un appello agli anziani e alle loro famiglie: non rispondete a numeri non conosciuti, nessuno è autorizzato a chiedere soldi per evitare un arresto. E un monito ulteriore: esiste una nuova tipologia di truffa. È capitato di recente una truffa dove addirittura la persona anziana viene convinta a consegnare i gioielli proprio in ragione delle truffe che si stanno registrando, e quindi anche lì massima attenzione a eventuali spedizionieri che si presentano a casa e si spacciano per incaricati dello Stato a prendere in consegna i gioielli per proteggerli da eventuali truffe. L'anziana vittima della truffa in questo momento è ricoverata, non sta male fisicamente ma è sotto shock per quanto le è accaduto. Alla polizia è andato invece il grazie del figlio Stefano Di Bello. Sono ovviamente molto fiero di quello che sono riusciti a fare le forze di polizia. Hanno fatto un'operazione che da film è dire poco, c'è stato un intervento veramente, la gente stenta a credere quando io racconto la velocità con cui hanno fatto, la professionalità con cui sono mossi, ma vi dico solo che alle 11 sono venuti a casa per portare gli identikit delle persone, far riconoscere la persona, e la mamma l'ha riconosciuto, è stata brava anche da quel punto di vista, però l'umanità con cui sono comportati, la
disponibilità, è un qualcosa a cui ovviamente noi cittadini non siamo abituati. È profondamente grato agli agenti della questura di Padova, Stefano Di Bello. Tutti i beni della mamma sono stati recuperati e adesso le sue attenzioni sono concentrate su di lei, che ha accusato il colpo ed è ricoverato in una struttura per curare non tanto il corpo, ma l'anima ferita nell'intimo di una donna di 84 anni. Una donna che in ogni caso, nell'immediatezza, ha saputo reagire e collaborare con la polizia. Malviventi che agiscono studiando i minimi dettagli, racconta. L'abbiamo chiamata perché loro staccano il telefono finché salgono in treno, quindi c'è stato un lasso di quasi 40 minuti in cui dalla Prato della Valle è arrivato in stazione. Quando salgono in treno staccano il telefono, noi eravamo sempre col telefono in chiamata. Quando l'abbiamo chiamata lei ha detto: ma cosa è successo? State bene? Perché è venuto a prendere, lì abbiamo capito subito. Credo che la tempestività nel chiamare e avvisare di quello che è successo ha permesso alle forze dell'ordine di intervenire in maniera veloce. Era sola tra l'altro in casa in quei giorni. Quell'ora in cui è stata sola, quindi abbiamo detto: ma come hanno fatto a capire una cosa del genere? Poi è chiaro che la casualità alle volte ci mette una mano, però noi abbiamo pensato, ci hanno seguiti, le hanno viste in ospedale, ma in realtà non è possibile una cosa del genere, uno pensa a tutto. Ma è una persona attiva, operativa. Sì, assolutamente, molto, sì, molto anche generosa, abbiamo visto. Quindi, però chiaramente per un figlio credo che qualsiasi mamma farebbe una cosa di questo genere, però, e sì che era stata istruita in tutte le maniere, però purtroppo in quei momenti in cui c'è la tensione, credo che la cosa peggiore sia il dopo comunque, perché quando realizzano che sono state poco attente o non così abili nel gestire una cosa del genere, lì è un senso di debolezza molto profonda, per cui adesso è un lavoro psicologico che stiamo facendo. Cambiamo tema, andiamo alla paura che si è vissuta in tutto il nord-est dopo la forte scossa di terremoto registrata in Friuli, dove torna l'incubo sisma. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha aggiornato i dati relativi al terremoto avvenuto alle 22:19. Il sisma ha avuto magnitudo 4.1, ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro a 5 dai comuni di Socchieve e Tramonti di Sopra, non lontano dal Passo Rest. Al momento sono seguite almeno 6 lievi scosse di assestamento, la più forte delle quali di magnitudo 2.3 alle 22:45. Il sisma è stato avvertito in tutta la regione, da Pordenone a Udine a Trieste, ma anche in Veneto, in Trentino Alto Adige, nelle confinanti Austria e Slovenia. I centralini dei Vigili del Fuoco hanno ricevuto decine e decine di telefonate. Secondo la Protezione Civile, la scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Alcune tegole di vecchi fabbricati sono cadute a terra durante il movimento tellurico nel comune di Socchieve. In corso la verifica se vi siano ulteriori danni strutturali. Diciamo che la situazione è abbastanza bene, abbastanza buona, oltre a danni a cose, danni a persone non abbiamo avute sicuramente, non mi sono giunte notizie in questo senso, danni quelli che normalmente avvengono in situazioni simili di una tipologia di magnitudo di 4.7 che è stato rilevato nella zona tra Tramonti e Caprezzi. Bullismo, bulli scatenati in classe alle medie di una scuola di Mestre tra schiaffi ai compagni durante la lezione di ginnastica e chat a luci rosse. La chat a luci rosse con foto hot per diffondere immagini poco consone, diseducative od offensive, accompagnate da un linguaggio discutibile, scrive in chat uno dei genitori dopo la scoperta. E ancora gli schiaffi alla compagna di classe durante la lezione di ginnastica in presenza del docente, scrive un'altra mamma. E ancora gli occhiali da vista e le sneaker sportive di un altro compagno gettati nel water tra lo sconforto e la disperazione dei rispettivi proprietari. Ragazzini delle medie di 13 anni appena, soltanto alcuni degli episodi di grave bullismo che avvengono da tanto, troppo tempo e quasi quotidianamente in un istituto comprensivo statale di Mestre con indirizzo musicale, dove i bulli, ragazzini delle medie, tiranneggiano oltre ai compagni di classe persino i professori che fino ad ora sembra non abbiano preso alcun provvedimento nei confronti degli studenti teppisti, gli stessi che stanno creando non pochi grattacapi anche alla neodirigente scolastica.
arrivata da nemmeno un mese e già alle prese con ragazzini difficili, spesso coperti anche dagli stessi genitori, come il caso di un 13enne, sempre della seconda media C, che al suo attivo da inizio anno scolastico ha collezionato quasi 30 note. Allucinante, abbiamo raggiunto livelli non più tollerabili, commenta nella chat dei genitori una frangia di quelli secondo i quali le note non bastano, ci vorrebbero punizioni esemplari, come annullare la gita del prossimo 6 maggio a Padova al Museo della Medicina. La preside, da noi contattata, oggi a scuola non c'è. Anche lei a casa per le vacanze di Pasqua, ci è stato risposto. Confidiamo comunque in una risposta al ritorno a scuola dal prossimo aprile, quando si dovrebbe tenere l'incontro plenario tra genitori, corpo docente e studenti, come chiesto responsabilmente da una mamma più che allarmata. Tetto del 20% di studenti stranieri per ciascuna classe, le parole di Matteo Salvini supportate dal ministro Valditara con l'assessore regionale all'istruzione Donazzan, che invece è lapidaria e dice idea superata. In aula la maggioranza degli studenti deve essere italiana. A dirlo il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara all'indomani della proposta lanciata da Matteo Salvini di mettere un tetto del 20% di alunni stranieri nelle classi. Chi arriva in Italia, prosegue il ministro, deve assimilare i valori della Costituzione o è caos. Ma se nel governo la proposta fa presa, viene accolta freddamente dall'assessora regionale all'istruzione. Oggi a me spaventa meno avere solo stranieri in una classe di quanto non mi spaventasse 10 anni fa rispetto a un modello inclusivo. Iniziativa che arriva dopo il plauso da parte del Presidente della Repubblica Mattarella alla scuola di Pioltello, che chiuderà per il Ramadan. Apprezzamento che al leader del Carroccio non è piaciuto. Non credo che nessun paese islamico chiudano per la Santa Pasqua o per Natale, e rilancia con forza il numero massimo di alunni stranieri per ciascuna classe, altrimenti si chiede come fanno le maestre a spiegare. Proposta che però viene stroncata dall'assessora regionale Donazzan. Questa cosa venne proprio chiesta dal Veneto oltre 10 anni fa. È una proposta che è un po' superata perché esisterebbe già, c'è già nell'ordinamento una attenzione per una buona inclusione. Se Donazzan è diplomatica, il segretario regionale del PD Martella va dritto al sodo. Penso che come al solito Salvini sia alla ricerca di qualche argomento per suscitare soprattutto alla pancia del paese delle reazioni che possono produrre un po' di consenso nei suoi confronti. Questo governo sta facendo scelte sbagliate con l'accorpamento e il dimensionamento scolastico. Intanto, in vista della discussione in aula prevista per fine aprile, le principali sigle sindacali chiedono di tenere fuori dal DDL autonomia il sistema scolastico nazionale, altrimenti, dicono, si creeranno frammentazioni e diseguaglianze. Credo che oggi sia disuguaglianza e che invece con l'autonomia ci serva ad avvicinare la programmazione delle supplenze, degli incarichi e soprattutto dei dirigenti sul territorio regionale. La scuola rimangono di esclusiva competenza statale. La scuola è un veicolo fondamentale della nostra coesione nazionale. E veniamo alle spaccature invece nel centrodestra, neppure su chi sia il responsabile dei continui strappi nelle coalizioni da schierare alle elezioni riescono ad accordarsi Lega e Fratelli d'Italia, che si puntano il dito contro a vicenda. Come Fratelli d'Italia a livello regionale noi siamo disposti a fare un passo indietro per il bene della coalizione. Qualcuno invece, che sta perdendo consenso, pensa così di alzare la voce, di affermare se stesso, ma non sono i partiti che i cittadini scelgono, sono le persone. Non è il partito di Meloni a creare fratture con gli alleati di centrodestra, ma semmai la Lega. Lo dice chiaro e tondo l'assessore regionale Elena Donazzan. A Rovigo Fratelli d'Italia ha accettato la candidata del Carroccio. Di contro, da Vittorio Veneto a Bassano del Grappa fino a Chioggia, gli strappi sarebbero avvenuti per mano leghista, penalizzando l'intero centrodestra. I cittadini vogliono coalizioni coese. Credo che Fratelli d'Italia abbia dimostrato responsabilità e spero sia riconosciuta proprio dai cittadini. Sarebbe proprio il volersi impossessare della leadership della coalizione da parte di Fratelli d'Italia il vero problema del centrodestra, secondo il collega di giunta di Donazzan, il leghista Roberto Marcato. Io capisco anche la voglia di emergere visto il consenso nazionale,
Però insomma, se io fossi in loro sarei un po' più cauto, perché la lezione che abbiamo ricevuto tutti dalle elezioni in Sardegna è chiara e netta. I cittadini le beghe interne non le possono comprendere, continua Marcato, tanto più che tra i due litiganti c'è un terzo che cerca di rosicchiare consensi. La nuova creatura di Flavio Tosi e Antonio Tajani, associazione o comitato che sia, Forza Nord, punta esplicitamente ad attrarre quei leghisti delusi dal respiro nazionale della politica di Matteo Salvini. Gestione del partito che non ha scontentato solo uno storico militante come il trevigiano Gian Antonio D'Arè. Il bellunese Giampaolo Bottacin, fino a poche settimane fa in aria di passare a Forza Italia, ha detto no alla candidatura leghista alle europee. Malesseri palpabili anche nei comuni, ma tirarla lunga e prestarsi alle polemiche fa il gioco degli avversari. Bisogna avere autorevolezza nelle trattative, a un certo punto bisogna chiuderle, cioè non possiamo andare avanti così, perché noi se non ci presentiamo come centrodestra unito rischiamo di regalare ai nostri avversari politici roccaforti importanti, comuni importanti, e poi è difficile recuperarli. Andiamo con la cronaca. Villorba rapina la fidanzata e le sorelle, poi viene rintracciato dai carabinieri che gli trovano in casa armi e munizioni. È successo che trovando una scusa è entrato in casa, il cane era spaventatissimo tra l'altro, infatti è quasi svenuto il cane, poi era bestia. Poi ho cominciato a parare colpi a destra e a sinistra perché voleva assolutamente i soldi, ho detto i soldi non ce ne sono, ma lui continuava ad insistere. Poi ho cominciato a mettere il suo quadro a casa, così quando ha trovato quello che gli serviva, 2 cellulari che si è portato via più 50 euro. Sono stati attimi concitati in questa casa di Via Po a Fontane di Villorba, dove un 42enne del posto ha fatto irruzione in piena notte, rendendosi autore di una vera e propria rapina. All'interno dell'abitazione ci sono la donna con cui ha una relazione, la signora Doriana, e le sue 2 sorelle. A noi non ci ha toccato, gli ha preso il cellulare dalle mani mia sorella, ha dato la stufa, ha battuto, ha fatto su casino come fa di solito lui, perché voleva a tutti i costi che gli dessimo dei soldi, tutto qua. Perché voleva questi soldi? Voleva dei soldi perché gli servivano per un motivo di dipendenza. L'uomo fugge in bicicletta e viene rintracciato poco dopo in via Trieste, sempre a Villorba, dai carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso, e qui si apre un altro capitolo perché nel corso di una perquisizione presso il suo domicilio viene trovata una Santa Barbara, 2 scatole con 82 proiettili calibro 22, 2 di calibro 38, un visore notturno, una bottiglia in vetro con dentro cloroformio, un rilevatore di metalli preziosi, una balestra con tanto di frecce. Il sospetto degli inquirenti è che l'uomo sia autore di altri furti perpetrati in zona. Io ringrazio infinitamente i carabinieri per aver portato a conclusione questa operazione e per rendere anche un po' più sicuro il nostro territorio. Il 42enne ora è in carcere a Santabona, ma è la stessa Doriana a chiedere un aiuto per liberarlo dal gioco della droga. Io ho chiesto anche all'avvocato, aiutatelo, cioè non lasciatelo in carcere. Infatti dovrebbe uscire a momenti con la sorveglianza però, perché giustamente a me non mi ha detto così l'avvocato, che dovrebbe uscire a giorni con la cavigliera. Poi sarà sorvegliato a distanza e resterà a distanza anche da noi. Quindi le dice aiutatelo a superare la dipendenza. Sì, esatto, è una cosa importante, lui non è un delinquente, non lo sarebbe nemmeno se non fosse per quello schifo. Ti assicuro che è uno schifo quella roba. Io perdono sì, ma stiamo scherzando, ma neanche a dirlo. Cioè, penso di essere l'unica che forse conosce veramente lui, forse, in parte. Mentre controllavano la sicurezza navale lungo il delta del Po, gli uomini della Guardia di Finanza hanno scoperto un sacco abbandonato che conteneva 15 kg di marijuana che è stata sequestrata. La sostanza avrebbe potuto fruttare un guadagno superiore ai 100.000 euro, tenuto conto che viene illegalmente venduta a un prezzo dai 10 ai 15 euro al grammo. In un primo momento i finanzieri avevano raccolto il sacco pensando si trattasse di rifiuti da sfalcio per mettere in sicurezza la circolazione delle imbarcazioni. La messa del Crisma stamattina in Basilica San Marco a Venezia ha inaugurato il grande triduo pasquale nel giorno del Giovedì Santo, sullo sfondo l'attesa per la visita tra un mese esatto di Papa Francesco. Messa crismale del Giovedì Santo questa mattina nella Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia. La celebrazione, presieduta dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia, ha inaugurato il grande triduo pasquale. Sono stati benedetti e consacrati dal Patriarca gli oli santi per i sacramenti, da qui la definizione di Santa Messa Crismale,
con il patriarca, con celebranti i sacerdoti e i diaconi di tutto il patriarcato e sullo sfondo l'attesa per la visita di Papa Francesco che tra un mese esatto, il 28 aprile, giungerà a Venezia. Attendiamo con gioia la venuta del successore di Pietro. È un po' ci ha lietamente sorpreso questo desiderio di voler visitare Venezia, di incominciare a Venezia con dei luoghi molto significativi. Le carceri, per un verso, dall'altra parte il santuario della salute, della Madonna della Salute. Il patriarca Francesco tiene molto all'importanza dell'incontro del Santo Padre con i giovani. Pareva molto bello mettere i ragazzi che sono il nostro futuro, i giovani che sono il nostro futuro, in un luogo in cui i veneziani vanno a parlare dei loro problemi, dei loro progetti, dei loro desideri con la Madre del Signore. Dalla Salute a San Marco. Piazza San Marco, che è conosciuta in tutto il mondo, sarà il luogo di accoglienza dell'atto più bello, più grande di tutta questa giornata, che è appunto la celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre, con una visita anche in questa magnifica chiesa basilica, chiesa cattedrale per la Chiesa di Venezia, basilica universalmente conosciuta che è San Marco, e il Papa farà proprio questo percorso che abbiamo davanti fino ad arrivare all'altare dove sono contenute le spoglie dell'Evangelista. Un'ultima notizia prima di salutarci: un esemplare di tartaruga marina caretta che aveva ingerito della plastica è stato salvato dalla polizia locale sulla spiaggia di Sottomarina di Chioggia. L'avvistamento dell'animale risale al 21 marzo, i vigili erano stati chiamati da alcuni passanti che passeggiavano sulla battigia. Mentre giungevano sul posto si sono collegati con alcuni veterinari di zona e dell'Università di Padova per poter fare naturalmente le prime corrette valutazioni. Verificato che era ancora viva, la tartaruga è stata portata alla sede clodiense dell'Università di Biologia Marina e di qui al Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat di Ravenna, da dove è giunta la notizia che ora si trova fuori pericolo. E con questa buona notizia a me non rimane che ringraziarvi per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. La pressione è in aumento, ma l'atmosfera non sarà stabile ovunque, il tempo sarà comunque tutto sommato buono. Vediamo il dettaglio di venerdì 29 marzo. Sul Veneto in questa giornata saranno ancora possibili precipitazioni intermittenti sui settori alpini e prealpini, mentre altrove sarà decisamente più asciutto e soleggiato. Temperature in ripresa, minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 15 e 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso prevalenza di sole con cielo poco nuvoloso, addensamenti però sulla zona montana con possibili piogge sparse, in genere deboli, quota neve oltre i 2000 metri. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime sui 16-18 gradi. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Non mancherà un'alternanza tra sole e nubi e non sono esclusi nel corso della giornata anche dei locali piovaschi. Temperature minime sui 6-8 gradi, massime intorno ai 15-17 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.